Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Inizia questa 16ª riunione di corse del 2026 con una prova per i cavalli di 3 anni che non abbiano vinto 3.000 euro in carriera, corsa per cavalli abbastanza inesperti. All'1 Jupiter Trio, al 2 Iona Q Griff, 3 Intenso Jet, 4 Julia Gens GPD, 5 Italo Ser, 6 Irma la Dolce Treb, 7 Ispanico Font, 9 Icarus, 10 Idea Mela. Macchina che prende velocità. Problemi in fase di allenamento per Icarus, galoppa Intenso Jet, galoppa anche Italo Ser. Si parte con Iona Q Griff in vantaggio nei confronti di Jupiter Trio. All'esterno cerca un posto in corda Julia Gens GPD, avanti ad Idea Mela, poi ancora Ispanico Font. Ritmo decisamente blando, quello imposto da Giorgio Cassani al comando, 16,3 i primi 200 di corsa. Prova a spostare Jupiter Trio che va a chiedere strada e a ottenerla dopo 400 metri passati in un comodo 31,6. Terza posizione sempre per Julia Gens GPD che precede Idea Mela, Ispanico Font, Irma la Dolce Treb, Icarus che si è ripreso dopo l'impasse dietro la macchina e segue in sesta posizione. Alla retroguardia c'è Italo Ser, anche lui rimesso dopo errore, invece è fuori corsa Intenso Jet. 600 iniziali in 47,3, si va verso il completamento del primo numero giro. 4 Julia Gens Sbaglia GPD, anche Julia Gens squalificato. GPD dopo un giro passato in 1,3,2. Sempre al comando Jupiter Trio a ritmo blando nei confronti di Iona Q Griff, poi Idea Mela, quindi Ispanico Font, Icarus, Irma la Dolce Treb, Italo Ser. Completamento della metà gara a passo di caccia in 1,19,3 per Jupiter Trio che continua indisturbato leader. Si scopre all'esterno Idea Mela anticipando le mosse di Ispanico Font e quelle di Icarus. Intanto il leader si può permettere un altro paletto comodo sotto le tribune, intorno al 16, 1,35,2, i primi 1.200 di gara. Jupiter Trio in vantaggio, Idea Mela al suo esterno, Iona Q Griff in corda, poi numero Ispanico 6, Font e Irma la Icarus. Dolce Treb, squalificato. A tabellone Irma la Dolce Treb. Curva di destra passata ancora in 15,6. L'errore di Ispanico Font, corsa d'eliminazione. Idea Mela attacca Jupiter Trio, cerca di ingabbarsi anche Icarus che si avvicina ad Idea Mela quando siamo al completamento del miglio di gara, passato da Idea Mela in 2,5,8, passa Idea Mela nei confronti di Jupiter Trio che è stanco, interviene Icarus che va all'attacco di Idea Mela e la sopravanza a metà dell'ultima curva. Icarus in vantaggio su Idea Mela, poi Jupiter Trio in un mondo suo per il terzo. Icarus che nonostante lo svarione iniziale vince per dispersione. Icarus che conferma la bontà dell'ultima prestazione, vince nettamente. Idea Mela è seconda, Jupiter Trio finisce al terzo posto. 2,35,6, 1,17,7, 29,8 gli ultimi 4. Icarus, Francesco Di Stefano che è guidatore e allenatore per i colori della signora Sara Bacchi, figlio di Nunzio, parente da parte di madre di Arrajawan. Si impone nettamente, seconda vittoria in carriera per il numero 9 di Icarus.